cavolfiore in dorato e fritto, ricetta napoletana. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una ricetta napoletana. È tipico napoletano questo cavolo indorato e fritto e accompagna la frittura con le zeppole, i panzerotti, anche le zeppoline con il cavolo. Veramente possiamo spaziare in quello che è un po' anche il cibo di strada napoletano. È arricchita questa pastella che faremo con dell'uovo, per questo viene indorato e fritto. Semplice da fare. Dobbiamo bollire il nostro cavolo, poi vedrete il procedimento mentre lo facciamo. Vi lascio gli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare questo cavolo in pastella indorato e fritto ci serviranno 250 g di cavolo già lesso, poi vi farò vedere come si deve lessare, pepe, sale, mezzo cucchiaino di lievito di birra, questo granulare, oppure se è quello fresco fate lo stesso, insomma un mezzo cucchiaino raso, mettete la pallina e poi vi rendete conto di quanto è sul cucchiaino, mezzo uovo, mezzo cucchiaino di aceto, farina e acqua quanto basta. Vi dirò nel proseguimento della nostra ricetta quanta farina e quanta acqua e poi ve lo scrivo sulla striscia con tutti gli ingredienti. Bollo il cavolo in acqua praticamente che incomincia leggermente a bollire, salata, ho buttato il cavolo e adesso lo facciamo cuocere, vi dirò poi esattamente quanto ha cotto. Questo è un procedimento insomma che abbiamo fatto dopo che abbiamo cercato di levare il nostro cavolo una volta che, vedete, abbiamo fatto praticamente dei fiorellini, l'abbiamo staccati senza romperlo, l'abbiamo lavato bene, quindi abbiamo messo l'acqua sul fuoco e una volta che è calda abbiamo messo il nostro cavolo. Adesso lo facciamo cuocere al dente. Adesso che il mio cavolo ha bollito ed è rimasto bello calluso, non lo fate mollo, mi raccomando, lo faccio raffreddare, l'ho messo a scolare ovviamente e ci facciamo la pastella nel frattempo che lui si raffredda. Sto sciogliendo il lievito con un poco di acqua, siamo partiti da 200, quindi ho messo un po' di quei 200 in questa mia ciotolina con il lievito e adesso ci mettiamo, cominciamo a metterci 2 cucchiai di farina e lavoriamocelo un poco, aggiungiamo un poco di acqua e ora ci possiamo mettere anche il nostro mezzo uovo. Io ho sbattuto un uovo e adesso ce ne metto la metà. Ecco qui. Deve venire una pastella fluida, però non troppo perché sennò non riesce ad aggrapparsi sulle nostre roselline di cavolo. Quindi adesso lavoriamocela bene. Non è importante che sia insomma estremamente liscia perché comunque mettiamo un altro cucchiaio di farina possiamo aggiungere il nostro sale e il nostro pepe. Io ci metto anche un po' di pepe, ecco qui. Adesso ci mettiamo il nostro mezzo cucchiaino di aceto, a me è un aceto di mele, ma va benissimo un aceto di vino bianco, va benissimo lo stesso. Mettiamo il quarto cucchiaio di farina, voi vedete più o meno
io non li faccio troppo pieni. E adesso concludiamo con un altro poco di acqua, non moltissima. Ecco qui, ce la mettiamo per un'ora, un'ora e mezza coperta, in modo che non faccia crosticine sopra, e poi una volta che è bella cresciuta friggiamo i nostri fiori di cavolo. Infariniamo velocemente il nostro cavolo prima di passarlo nella pastella. Io già mi sono preparata un vassoio, tanto meglio, insomma una bella teglia di queste da forno con la carta assorbente per l'olio, abbondante olio, vedete, una bella padella piena di olio. E adesso io prendo la mia pastella, ci metto il nostro cavolo in questo modo, faccio scorrere bene in modo che non ci sia troppo residuo nella padella, se no poi l'olio lo buttiamo. Ecco qui, e incominciamo a mettere il nostro cavolo. Non mettete una fiamma troppo forte. Giriamoci il nostro cavolo, facciamolo fare bello dorato in tutti i lati e poi lo mettiamo sulla nostra carta assorbente. Il cavolo in pastella è pronto, l'ho messo su carta assorbente, adesso lo facciamo asciugare un poco e poi lo mettiamo nel piatto di portata. Ecco il nostro cavolo in pastella pronto per essere servito. Buon appetito a tutti!